Agrigento trattiene il fiato per Donatella Cassaro, 54 anni, docente di inglese al liceo scientifico Leonardo. Da ieri mattina è ricoverata al Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla 18 Messina-Catania ad 8 km dal casello di Tremestieri. Nell'incidente ha perso la vita il marito, Giuseppe Rizzo Pinna, 69 anni, ingegnere in pensione. I due viaggiavano a bordo della loro Suzuki Splash quando, secondo una prima ricostruzione, l'auto improvvisamente ha cominciato a sbandare, schiantandosi contro il garraglio. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Donatella è stata tirata fuori dalle lamiere contorte dell'auto dai vigili del fuoco. È stata trasportata d'urgenza al Policlinico, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi sulla vita è ancora riservata. Nella camera mortuaria dello stesso ospedale è stata ricomposta la salma di Giuseppe Rizzo Pinna, Peppino per gli amici. I due erano di Retta d'Ischia, dove intendevano trascorrere un periodo di vacanza. Avevano lasciato di buon mattino la loro casa in via De Gasperi ad Agrigento. Nulla lasciava presagire la tragedia che di lì a poco si è consumata e che fa il paio con quella di Chiara Lamendola, 24 anni, della quale proprio ieri sono stati celebrati i funerali. Giuseppe Rizzo Pinna e Donatella Cassaro, sposati in seconde nozze, sono particolarmente conosciute ad Agrigento nel mondo delle professioni, della scuola, del volontariato ed anche della politica. Donatella Cassaro è stata per alcuni anni responsabile del movimento femminile della Democrazia Cristiana di Agrigento, mettendosi in luce per le sue battaglie politiche. Sul suo profilo Facebook i tantissimi messaggi di cordoglio per la tragica morte del marito, ma anche di incoraggiamento a superare questo brutto momento.